È il progetto Mare Ricco Siciliano che ci sta permettendo di conoscere meglio e scoprire la grande ricchezza del pescato locale. Oggi approda perfino a casa di nonna Carmela. Nonna Carmela abbiamo imparato a conoscerla negli ultimi tempi perché è diventata un vero e proprio fenomeno social. Questo grazie alla sua semplicità e soprattutto grazie alla sua grande passione per la cucina, contraddistinta da ingredienti semplici e a chilometro zero. Quale migliore occasione per incontrarla come quella che ci spinge a preparare un buon piatto con il pesce azzurro siciliano? Abbiamo acquistato delle meravigliose sarde fresche e questo è l'ingrediente che nonna Carmela utilizzerà per una ricetta della tradizione. Che ricetta prepariamo? Queste sarde ora li facciamo con un ripieno di mollica condita con del prezzemolo, un pochino di aglio, formaggio, uvetta passa e pinoli. Facciamo quindi delle sarde ripiene, impanate e poi fritte. Davvero una goduria. Ma nonna Carmela, tu utilizzi spesso nella tua cucina il pesce azzurro? Sì, o lo sgombro, o le acciughe, o le sarde quando si trovano fresche, sì, soprattutto questi. Come mai scegli questa tipologia di pesce che una volta costava davvero poco e quindi è definito anche pesce povero? Perché il pesce azzurro fa bene alla salute, è sempre più economico degli altri pesci e poi soprattutto perché è un pesce che lo prendono nei nostri mari qua vicino, locale. La finalità del progetto Mare Ricco Siciliano è proprio questa, ovvero quella di valorizzare, di far conoscere la ricchezza del nostro mare, il pesce azzurro che ha tanti benefici per la salute, ma soprattutto ci permette davvero di rispettare l'ambiente perché è un pesce a chilometro zero, ma soprattutto è un pesce stagionale che quindi ci fa davvero rispettare il ciclo della natura. Questa è una tipologia di pesce che si può cucinare davvero in tanti modi. Facci qualche esempio. Si possono cucinare sia così ripieni, oppure si bagnano nella farina e si friggono oppure sulla brace con un condimento di prezzemolo, un pezzettino di aglio e una spremuta di limone. Si fanno sulla brace e poi si mette quel preparato di sopra. E sono buonissime perché anche sulla brace non fanno male come alla frittura. Bene, non ci resta che iniziare la pulizia del pesce e poi provvedere a cucinarlo. Nonna Carmela, già al tatto si capisce che sono sarde molto fresche. Sì, si vede da quando si aprono che si toglie la spina perché sono belli duri e la spina non si stacca. Invece quando non sono belle fresche la spina si stacca da sola. Quindi sotto le dita dobbiamo sentire una carne molto soda. Sì, soda, vedi che nemmeno il dito entra. Invece quando che non sono freschi, subito si aprono e la spina tira sola. Invece così si deve fare un pochino di fatica a toglierla, vedi? Da questo si capiscono pure se sono freschi. A queste sarde è stata già tolta la testa, quindi cos'altro rimane da fare? Spieghiamo. Togliamo questa spina che hanno nel centro. Gli diamo una sciacquatina e poi le possiamo già impanare. Facendo scivolare il dito così sul ventre, le apriamo praticamente al libro. Al libro, sì, al libro. Si toglie la spina dentro e rimangono puliti. Vedo però che stai lasciando la coda. Sì, io la coda sempre la lascio. Questo è un pesce azzurro che lo prendono nelle nostre zone, non è pesce portato da fuori, dai mari di fuori. E qui locale, possiamo dire, possiamo stare tranquilli, e specialmente che è fresco. Si vede che è fresco, vedi che bel colore vivo che hanno. Questi si possono lavare sia con acqua e limone e sia con un pochino di acqua e aceto bianco. Si possono sciacquare anche con acqua corrente. Ecco così. Sarde pulite, adesso le asciughiamo, ma intanto pensavo, nonna Carmela, visto che magari i più piccoli a volte non amano tanto il pesce o hanno paura delle spine, le sarde sono un pesce facile da mangiare per loro? Se si puliscono così, spina non gliene rimane, questi piccolini che sono proprio invisibili. Se ai bambini piace il pesce, che lo mangiano volentieri,
se lo possono mangiare perché non c'è pericolo una volta che si toglie la spina. E pensare che le sarde un tempo erano forse il cibo principale dei pescatori, ovvero quello che mangiavano durante le lunghe battute di pesca. Molte volte era un pesce che veniva rigettato in mare perché si pescava in quantità così grandi che alla fine non si riusciva nemmeno a vendere, oppure si piazzava ad un prezzo davvero basso. Ma nonna Carmela, le sarde arrivavano nei paesi più piccoli anche in passato, quando magari altre tipologie di pesce, oggi considerato più pregiato, invece non si conosceva tanto. Sì, è vero, si conosceva solo le sarde e le acciughe una volta. Arrivavano i pescivendoli qui in paese e riempivano un piatto e lo vendevano, perché era l'unico pesce che, possiamo dire, si vedeva qua nei paesi, economico, e la famiglia con un piatto di pesce mangiava una famiglia, no? La mollica fresca è diversa dal pangrattato, è un ingrediente che in Sicilia usiamo tantissimo perché qui per tradizione molte volte si fanno le cose ripiene o impanate e quindi la mollica serve quasi quotidianamente, è qualcosa che non manca mai nella nostra cucina. Ma che differenza c'è tra la mollica fresca e il pangrattato, che è quello un po' più comune? Non è il pane duro, raffermo, macinato, più fresco. E la mollica è più morbida. Il pane viene semplicemente macinato? Sì, lo macinano con la macchina e questa è la mollica fresca. Abbiamo messo l'aglio e il prezzemolo, poi mettiamo qualche 2 cucchiai di formaggio. Il formaggio io gli metto il pecorino a piacere come si vuole. Un pochino di olio per ammorbidire il preparato della mollica. Mettiamo un pochino di uva passa. È stata già ammollata? Sì, sì. Basta tenerla 10 minuti in acqua tiepida. 2 capperi. E insieme all'uvetta non possono mancare I pinoli. Così viene un preparato arricchito di aromi. Ora gli mettiamo un goccino di pepe nero. Ora gli grattugiamo una buccia di limone che fa un bel profumo. Limone biologico. Il ripieno già è pronto. Ora sbattiamo 2 uova. Quindi prepariamo gli ingredienti per la panatura esterna. Sì. Un po' di sale. Nonna Carmela, ma questa ricetta l'hai sempre fatta o un tempo si preferivano ricette un po' più sbrigative? No, pure si faceva. Magari che non si faceva il ripieno, però si possono bagnare sia nell'uovo che nella mollica col formaggio a uno. Uno così si bagna così e poi si fa fritto. Però così col ripieno viene più gustoso. Si prende un pochino di questo preparato e si mette qui dentro, così. Poi si prende un altro pesce e si mette qui sopra. Dunque andiamo a farcirli. Sì, a farcirli così. Con questo pane preparato con questi aromi. Poi li accoppiamo facendo combaciare le 2 code. Sì, così. Poi quando li mettiamo nella farina e nell'uovo, nel pangrattato, si chiudono i laterali e tutti gli ingredienti restano dentro. Sappiamo tutti che il pesce azzurro è ricco di omega 3, ma tra poco sarà la dietista a darci qualche informazione in più sulla grande ricchezza nutrizionale che possiamo trarre da questo pesce. Si possono fare pure, invece di 2 così, se ne fa uno. Si mette un pochino di mollica qui, si arrotolano così, si fanno dentro uno spiedino tipo braciole e si mettono nel forno un pochino, pure sulla brace, però si sta a stare attenti perché sono piccolissimi a non bruciarli, però si possono fare anche nel forno. Ecco, arrotolate così a mo' di involtino e messe anche in forno, sono proprio le tradizionali sarde a beccafico. Sì. Si mette un spiedino e si fanno tutte così, e così si possono fare pure le acciughe. Allora, 3 passaggi che sono quelli canonici della più classica delle panature. Prima la farina, togliamo l'eccesso, poi l'uovo e poi di nuovo il pangrattato, quello secco.
Una volta era normalissimo cucinare a 4 mani, o forse anche di più, perché in cucina si era sempre in tanti, ci si aiutava. Certo, c'era l'aiuto. Poi si accompagnano con un buon bicchiere di vino rosso. E quello non mancava. Nonna Carmela, il più del lavoro è stato fatto e devo dire è stato anche molto semplice. Sì, non è che è difficile. Piano piano si prepara tutto. Adesso olio caldo e si va. Sì, a friggere. Quando sono dorati si possono tirare fuori. Arriva già un profumo davvero invitante, ma sono anche bellissimi da vedere. Ecco Valentina, il piatto è pronto. Quanto sono belle, sono dorate al punto giusto davvero. Quindi quanti minuti di cottura? Davvero pochi? Sì, il tempo che l'olio si deve fare bello ben caldo, il tempo che cambia colore la panatura e si possono togliere dal fuoco. Si friggono su entrambi i lati? Sì, si devono girare. E cosa manca allora adesso per rendere questo piatto perfetto? Mettiamo qualche fettina di limone. Quindi possiamo gustarle con una spruzzata di succo di limone? Pure. Abbiamo preparato le sarde ripiene. Nonna Carmela, visto che le sarde sono ancora caldissime e dobbiamo attendere qualche minuto, è il momento giusto per dare la parola alla dietista e ascoltare le proprietà nutrizionali delle sarde. Tra poco però le assaggiamo insieme. Certo. Ciao nonna Carmela, ciao Valentina. Bellissimo piatto, bellissima composizione, ma soprattutto buonissimo e fantastico dal punto di vista nutrizionale. Noi sappiamo che il pesce azzurro ha delle proprietà nutritive fondamentali, importanti, soprattutto viene proposto e consigliato a tutti, alle giovani mamme, alle mamme che si approcciano appunto ad avere una prima gravidanza, in cui si consiglia di consumare il pesce azzurro insieme all'olio extravergine di oliva per far sì che il cervello e quindi il sistema nervoso del bambino che dovrà nascere cresce in maniera sana e in maniera salutare. Sappiamo che il pesce azzurro di piccola taglia, così povero come viene definito, non è, anzi è ricchissimo di proprietà nutritive, dagli acidi grassi omega 3 ma anche omega 6 che hanno un'attività protettiva nei confronti del nostro cuore e del sistema cardiovascolare, non solo quindi a livello del sistema nervoso. Contengono proteine edibili e facilmente digeribili, quindi quelle che vanno a formare e a farci mantenere la massa muscolare a discapito di quella grassa. Contengono sali minerali e vitamine importanti ad integrazione della nostra alimentazione anche qualora ci siano delle carenze importanti, quindi almeno 3 porzioni alla settimana di pesce azzurro locale, fresco e stagionale sono fondamentali per far sì che noi evitiamo di avere delle carenze di ferro piuttosto che di vitamina E, di vitamina D. La vitamina D è una vitamina che insieme al calcio ci permette di mantenere le ossa sane, quindi quando noi per esempio sentiamo parlare le donne che hanno problemi di osteopenia o ancora peggio di osteoporosi, consigliamo il consumo di pesce azzurro appunto per evitare tale carenza, combinato comunque nelle giuste proporzioni con la frutta secca e con l'olio extravergine di oliva. La dietista lo ha confermato, altro che pesce povero, è un pesce ricchissimo e adesso non vedo l'ora di assaggiarlo. Prima però ricordiamo lo slogan di Mare Ricco Siciliano: compra il pesce siciliano, guadagni salute e rispetti l'ambiente.
delicata, anche se il gusto, se vogliamo, è intenso, questa panatura croccante le valorizza al meglio, sono davvero buone. Buone veramente le sarde cucinate così, abbiamo imparato una ricetta che sicuramente anche voi da casa farete e rifarete tantissime volte. Noi quindi vi diamo appuntamento con le altre puntate del progetto Mare Ricco Siciliano e voglio approfittare, prima di salutare nonna Carmela, per omaggiarla con un pensiero da parte dell'associazione Vivo in Sicilia e di Vivo Mangiando, che sono partner del progetto. Grazie a tutti, grazie. Nonna Carmela, un portamestolo sempre utile in cucina che ha un po' i colori e anche i simboli della Sicilia, vediamo dei bellissimi limoni. Un ricordo davvero bellino. Diamo appuntamento a tutti i nostri amici anche sui social con tantissime ricette della tradizione e non.